Bentrovati a tutti e benvenuti a Garage Music. Finalmente si esce dai nostri studi e andiamo ad ascoltare un bel concerto all'aperto. Oggi siamo al Bianconiglio a Vittorio Veneto e siamo qua ad ascoltare appunto il concerto degli Scagi. In mia compagnia il leader Marco Furio Forieri e quest'anno insomma festeggiamo anche i 30 anni di carriera di Furio. 30 anni di carriera, il punto insomma d'arrivo oggi appunto sono gli Scagi e presentiamo il curriculum diciamo della band. Dal 2003, anno del primo album Venice Go Ska, ad oggi hanno sfornato più di 10 dischi, tra cui Tic, Adesso è, Brube, Socco, anche dei live, dei greatest, delle compilation natalizie. Vado velocemente Furio, ma intanto salutiamo anche i nostri ascoltatori. Se vuoi. Video ascoltatori, anche radioascoltatori, abbiamo la doppia formula. Vengo in pace, so Furieri ma non faccio prigionieri. Tanto Furio, per chiarire. Furio, chi sono gli Scagi? È un ensemble di tantissimi musicisti. In questo momento per il progetto Furio 30 sono impegnati dei ragazzi molto giovani. Se vuoi te li presento tutti uno a uno. Sì, parto dallo strumento più basso, che è la batteria. Dallo strumento pneumatico abbiamo Alan Liberale da Cividale del Friuli, il drago di San Guarzo. Dopo al basso elettrico, al contrabbasso abbiamo Daniele Vianello, lui dell'entroterra veneziano ma abita a Venezia. Alla tastiera Samuele Duse, un giovane del Conservatorio di Vicenza ma abita a Pianiga, nipote d'arte perché è il nipote di Francesco Duse, il chitarrista di Pittura Fresca. Poi alla chitarra questa sera abbiamo il maestro qui davanti, direttamente dalla Trinacria, dalla cuspide a nord-est da Messina, ma vive a Vicenza adesso. Il maestro qui davanti, come dicevo, Frank Beppe Martino. Al trombone Filippo Vignato da Vicenza ma vive a Mestre e al sax tenore Edoardo Brunello. E al sax tenore e sax contralto. Oltre a questi fanno parte sempre dell'ensemble degli Scagi a altri fiati, tra cui Luca Toso e Max Ravanello al trombone e al trombone sempre Luca Moresco detto Castigo. Abbiamo alla voce e chitarra anche Luchino Scaggiante, che adesso è a Londra ma nel periodo estivo è ritornato con noi a suonare e a cantare, e Ilenia De Vito, la nostra cantante, che ha il suo gruppo Whisky Facile per cui è molto impegnata, però ogni tanto se ci sono gli Eurosacchi a sufficienza viene anche lei. A basso elettrico storicamente abbiamo sempre avuto Alessandro Capparelli e diciamo che questo è il grande ensemble. Perché a seconda del progetto, adesso questo è un progetto estivo, con questo progetto estivo Furio 30 c'è questa formazione. Poi per altri progetti tipo Main the Street, che è un progetto molto ska jazz, molto strumentale, molto suonato, acustico, abbiamo altri elementi che vengono. E comunque sono tutti musicisti molto impegnati, tutti professionisti, per cui hanno anche altri progetti o sono anche per il loro interesse, il loro studio, magari sono aperti anche ad altre esperienze all'estero a fare certo. Stage di esperienze naturalmente parleremo anche dopo, concentrandoci sulla tua, ma tornando agli Scagi, alla loro dimensione, insomma Scagi in veneziano vuol dire sgaio, anche se è un'altra parola penso dialettale. Scagi vuol dire ascelle in sì? veneziano. Ascelle? Sì, ascelle. Sì, è stato un po' così perché nei nostri concerti la gente si diverte, balla e torna a casa con l'ascella sudata, allora Ska J in realtà voleva essere un piccolo, quasi un acronimo, cioè Ska Jazz. All'epoca esistevano gli Ska P, che erano lo Ska Punk per eccellenza. Noi volevamo essere per l'Italia quelli che avevano la nomea e il marchio del gruppo di ska jazz in assoluto. E cosa vuol dire quindi suonare lo ska in chiave jazz? Beh, lo ska jazz in realtà è soltanto una formula per poter dire che noi dallo ska al reggae, al funky, alla musica internazionale, agli standard del jazz facciamo un po' tutto.
C'è spazio anche per l'improvvisazione? Molto, nei concerti estivi un po' meno, perché la gente vuole un po', come dire, straviarsi, ballare, non stare là tanto a pensare, a ragionare, a star là seduta ad ascoltare del jazz, improvvisazione, per cui l'improvvisazione c'è sempre, perché con questo organico non puoi. Anche appunto i cambi di assetti, Sì, forse... ma anche gli arrangiamenti dei brani cambiano quasi tutte le settimane, non tutti i brani, ma ogni settimana c'è un aggiustamento su un brano, si cambia l'arrangiamento, la ritmica, la linea di basso, la chitarra, lo stacco, i riff dei fiati. Io mi adeguo, tanto sono abituato a tutto. Beh, allora andiamo a presentare la scaletta di questa sera. Noi, come di consueto, ai nostri ascoltatori... ascoltatori... dedicata ai 30 anni della mia carriera, per cui c'è un po' di tutto. Dai pezzi che io amo di più, che ho scritto con pittura fresca, quelli diciamo più miei, scritti proprio da me con pittura, di cui sono coautore insieme agli altri pittura fresca. Ne ho lasciato fuori solo uno, Papa Nero, perché era fin troppo evidente, ma anche quello abbiamo scritto gli Scardi in cucina da me nel settembre del 96, me lo ricordo benissimo, con Francesco Dusi a fianco con la chitarrina che suonava la chitarrina di mia amorosa, e insomma era una cosa che è successa allora, divertente. Il resto ho messo questi brani qua, e poi i brani che ho scritto con gli Scagi, quelli che ho scritto io più belli, che mi piacciono di più da suonare, che divertono più la gente, altri 3 brani di cui io sono autore, che non ho scritto né con i pittura né con gli Scagi. Uno l'ho scritto per la banda Osiris, fa parte è nell'intro. Poi un altro brano che abbiamo fatto un medley insieme a quello successivo, che ho scritto con i Sovibes, che era un gruppo veneziano che è stato in vita dal 95 al 2001, che era tipo un super gruppo, perché c'erano tutti i personaggi più famosi che militavano in tutti i gruppi reggae di Venezia. E un brano che ho scritto con un cantante veneziano, e per cui li propongo nel nostro spettacolo. Uno standard di musica cubana e un brano strumentale, anche questo invece di Scatalight in centro. Sono gli unici brani di cui non ho scritto io niente, o che non sono editore, perché sono un paio di brani che non ho scritto io. Però il pubblico ce li domanda e non posso fare a meno di non cantarglieli. Ma iniziamo con Piccinin, quindi... Sì, ne ho fatto Piccinin, un arrangiamento più adeguato al nostro organico, meno pop, più reggae, alzato di 2 toni intieri, perché cantarla come la canta Scardi io mi annoio, perché ormai Poretto io canta sempre i brani, sempre un tono più basso, perché ha sempre meno voce, e allora dopo quando vuole ce l'ha, però quando deve cantare certe robe non vuole fare fatica, e allora abbiamo cambiato, abbiamo tirato su di 2 toni, per cui io la canto così. Andiamo subito ad ascoltarla. Piccinin, 30 anni di Furio, e siamo con gli Scagi. La conosco, ho già capito. Riccardo del Turco. Luglio, col bene che ti voglio non ti lascerò più. Ancora. Furio, col bene che ti voglio non ti lascerò più. Ben fiori, dai. Oh! Se colpa adesso mamma, quaita de bea donna, so pare anche io, che avete disabona. Dopo una bella serata, dopo anche i biccherini, e 1, e 2, e 3, poi vien vanti fantuini. Rhythm.
voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino. De dormire in pace, adesso ti cammino tutta notte in pie a sentirsi piange il figlio. Ogni occasione è buona, forza casi, e se il figlio si agna, non te dico il me vicino. Binda, binda, binda. Drum and bass. Drum and bass. Ah, cosa che mi piace. Voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, che cos'ero piccenino, non guardavo il da qui, quei tempi che correva andavo dritto dai bain, perché con 5 franchi mi compravo figurine, con 10 franchi tutto l'album di stampine, con 20 franchi mi mangiavo un stick, 30 franchi che rubavo una big. Con via franchi che c'era un tesoro, compravo 3 grammi di banano, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, dai che poi ti vai. Dormi bambino, dormi tesoro, fin la fermata della Cadoro e sbacchi dei buoi per mettervi a schei, se cariso gatto non te conto i spine in data. Drum and bass, drum and bass, perché dopo lo so che pagate fior di quattrini per andarvi a fare una serata drum and bass. C'è un DJ che schiaccia un pulsante, 20 euro, ta-tan, drum and bass. Piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, piccenino, voglio tornare piccenino, ma adesso che è l'euro che fa tanta paura, che se ancora speranze di rivedere ripettura, un tocco da 20 non duri in scarsea, quello da 50 se subito monea, con un tocco verde stasera faccio guai, ma qui da 200 ma chi vede mai, un tocco viola che vale 1 milione, mi dice del tesoro mi bevuto da balcone, piccenino, voglio tornare piccenino, 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 altissimo, piccenino. Grazie, 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 grazie. Abbiamo ascoltato Piccinina, siamo al Bianconiglio, Vittorio Veneto, siamo naturalmente con gli Scage, con Furio, Marco Furio Forieri per i suoi 30 anni di carriera che quest'anno si festeggiano. Furio, 30 anni pesano? Certo che pesano, 30 anni di carriera, 30 anni di corriera, 30 anni a caricare e scaricare furgoni. Della parente di pittura non caricavo e scaricavo furgoni, però insomma in generale prima e durante e dopo la vita è musicista, il concerto almeno sì, più il viaggio, più caricare il furgone, scaricare il furgone, fare le prove, ricaricare il furgone, il soundcheck, andare dal promoter e farti pagare magari i contratti.
fare le fatture, queste sono pagare i contributi a fine mese. Le tappe della serata, diciamo, di ogni, di ogni data. Sì. Che... Quello è così, io sono contento anche perché anche se i miei detrattori dicono che il mio ego mi acceca, posso dire che mi accecherà, però da lavorare a tanta gente, e i musicisti quando lavorano con me vengono pagati, verranno pagati tantissimo ma costantemente, e in più noi cerchiamo nei limiti delle possibilità di essere più in regola possibili e pagare i contributi ENPALS eccetera eccetera. Poi quando saranno vecchi i miei musicisti che adesso hanno 20 anni e io sarò morto, diranno per fortuna quando suonavo con gli Scagi c'era Furia e mi pagavi i contributi. Ecco, ma infatti com'è allora lo stato di salute della musica? Perché in 30 anni devi aver visto anche un'evoluzione. Adesso è uno stato catatonico, praticamente quasi morto l'ambiente musicale. Si sopravvive soltanto con la musica live e con una difficoltà a trovare promoter seri, perché oggi per esempio che c'erano delle previsioni non eccesse per il tempo, ho detto adesso mi arriva la solita telefonata a mezzogiorno e mezza dicendo qua è previsto che piove, Furio, cosa facciamo? E invece qua Bianconiglio sono persone serie, e non mi hanno chiamato, tranquille, perché hanno provveduto a fare un bel palco, una copertura, se vogliono fare i concerti, a meno che non venga giù un diluvio, un frastuono d'acqua e un nubifragio, qua il concerto si fa. Per cui sono persone serie, di solito la gente organizza all'ultimo momento e così si sente in diritto di chiamarti all'ultimo momento, mentre hai già fermato le persone, hai già chiamato il furgone, hai già pagato, hai già sostenuto delle spese, di dirti beh non facciamo più niente. Questo è un po' deleterio per chi va in giro come noi a suonare senza agenzia, perché non siamo alla televisione, non abbiamo il singolo in radio eccetera eccetera. Quelli sono un po' più coperti, hanno un po' il sedere coperto, però alla fin fine suonano molto poco, perché guardavo il calendario dei miei colleghi qua che lavorano, noi abbiamo fatto più di 30 date, avremo più di 30 date da maggio fino a settembre. Vedo che i miei colleghi quando arrivano 10, 15 gli va bene, fine. Tendono a dire stop. Così. No, infatti un'estate super intensa, ma tornando indietro, insomma, di questi 30 anni, non dico ripercorriamo le tappe perché sennò sarebbe anche troppo lunga, però quali momenti ricordi con più piacere? Quali magari sono stati i momenti più difficili? Forse adesso ho tanti ricordi, non ne ho tanti perché ho sempre fatto uso di tutte le sostanze psicotrope lecite e illecite, per cui non è che abbia tanti ricordi. Mi ricordo più i momenti da ridere. I musicisti si pagano comunque. I musicisti si pagano, io mi ricordo di essere stato sempre pagato, tranne una volta che ho rifiutato io un pagamento. È stato quando il nostro manager ha fatto la pubblicità per la Parmalat e gli ho detto io non la voglio fare, io la voglio fare perché ci sono 40 milioni. Ah sì, ma io non voglio farla e io la faccio lo stesso. Va bene, ma quant'è la parte per me per tenermi chiusa la bocca? Allora di 40 milioni, 20 milioni vanno al produttore, meglio non raccontarle 10, 15 storie. milioni vanno a me, a te resta 1 milione, bene, cacciateli in culo, io non lo voglio. Bene, e così è andata. Io direi che dovremmo anche tornare alla parte live. Torniamo alla parte live. Sì, questi sono i momenti, alcuni dei momenti insomma della carriera di Fulvio che ci piace, che gli è piaciuto insomma ricordare. No, ma tanto per dire succede di tutto, in 30 anni cosa vuoi? Quanti anni hai tu? 31. 31, pensa, avevi un anno, no. Io già andavo in giro suonando e mi pagavano. Pensa a te. Quindi ho cominciato molto più di 30 anni fa, ma io considero 30 anni dal primo concerto pagato, che è stato il 26 agosto 1984, il giorno del funerale di mio nonno. Alla sera sono andato a suonare con i Rio, Funky Sacca Band ai giardini di Venezia, di Castello, alla Festa dell'Unità, e sono stato pagato. Oh, quindi ecco, scopriamo anche i 30 anni del primo concerto pagato, perché bisogna proprio sottolinearlo, sì. Quindi a maggior ragione, proprio tornando all'inizio del discorso. No, vabbè, chiaramente. Torniamo invece nella sessione live, siamo al Bianconiglio, a Vittorio Veneto con gli Scagi, e adesso andiamo ad ascoltarci Venezia Vibra. Venezia Vibra.
vibrare sulla cresta dell'onda. Splash. Venezia vibra, vuoi? Vibra, vuoi? Rappresenta un'isola, il suo style. Venezia vibra. Senti tutto che vibra, senti tutto che vibra. Oh, oh, oh. Mensa sveglia, mensa guarda, mensa guarda, sono ancora qua. Guardo le mie mani, apro bene gli occhi, cosa c'è qua attorno che mi sfiora ma non tocchi. Mi gira la testa, mi sento una bomba, quando riesco a percepire tutto intorno l'onda. Quando non è tutto che vibra, quando non è tutto che vibra, 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 senti tutto che vibra, senti tutto che vibra, senti tutto che vibra, vibra, vibra. Venezia vibra sulla cresta dell'onda. Splash. Venezia vibra, vuoi? Vibra, vuoi? Rappresenta un'isola, il suo style. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Secondo desti quattro criminali infami, paroni che comanda sta città. Infami, mettemo se per sempre sti stivai de gomma, nausea quasi merda questa qua. Oro venon, tutti insieme con noi. Oro venon, dai forza quelle voce. Oro venon, forza che non vi sento. Oro venon, guarda che vado. Oro venon, i filosofi col te. Oro venon, dei partiti no che ne. Oro venon, tireremo fuori al nano. Oro venon, da bandana del sovrano. Oro venon, e bimbe verso un B&B. Oro venon, e te vegni in culo a Dio. Oro venon, ti cercavi in carbone. Oro venon, tipo la cantare in mona. Volia soltanto vedervi a caserta. Infami, coe a camore criminalità. Infami, porteve in dote anche l'acqua alta. Infami, vedemo che risate che se fa. Senti tutto che vibra. Sento tutto che vibra, sento tutto che vibra. Oro venon, da nuovo comì. Oro venon, forte, forte, forte. Oro venon. Oro venon, guarda che vado. Oro venon, ingrandimo e Padagno. Oro venon, asfaltemo e a Laguna. Oro venon, via cemento senza freno. Oro venon, e i turisti più non vengono. Oro venon, ocho suona a sirena. Oro venon, se tu mujer che resta piena. Oro venon, ti bevi col barista. Oro venon, e assingroppa sul turista. Oro venon, ora lancio l'anatema. Oro venon, a chi comanda sto sistema. Oro venon, codo chi deve vararsi. Oro venon, che ti va di stare. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Che ti va di non operare. Grazie, 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 grazie.
conto desti quattro criminali infami, baroni che comanda sta città. Infami, mettemo se per sempre sti stivai de gomma, non sia quasi merda questa qua. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. E naturalmente siamo con gli Scaggi, abbiamo ascoltato Venezia Vibra, siamo al Bianconiglio di Vittorio Veneto e noi torniamo con Marco Furio Forieri per ancora insomma parlare, per ripercorrere i 30 anni della sua carriera dal primo concerto pagato e per parlare proprio anche della formazione degli Scaggi che fanno canzoni originali ma anche ripropongono delle canzoni dei repertori, insomma si può definirle cover? Assolutamente, no. La cover è una riproposizione del brano, tale quale come è stato scritto o nella versione più famosa in cui viene riconosciuto. Questa è la cover, diciamo. Lo standard invece è un brano famoso, riconosciuto in tutto il mondo, o nel brano specifico della nazione, nella nazione, in uno stato o per un linguaggio, per una lingua, che viene riproposto ogni volta in maniera differente, viene riarrangiato. Si chiamano i famosi standard jazz, quelli esatto. Che una volta trovavi su Real Book, che era il grande librone dove tutti i jazzisti si sono preparati e hanno imparato i grandi standard della musica. Perché standard può essere anche una canzone d'autore, appunto italiana. Sì, può essere una canzone d'autore, è stato... mi ricordo a un certo punto negli anni 80 quando Miles Davis, che aveva sempre suonato standard, ha incominciato a rinnovare il repertorio standard. Mi ricordo che suonava Fragile, che era un pezzo di Sting, e l'ha messo in un suo disco, poi aveva messo altre canzoni attuali che erano diventate ormai degli standard e naturalmente non erano suonate come l'originale e da quel momento diventano standard. E qual è il criterio che scegli insomma per individuare la canzone, per autori? Ultimamente standard ne facciamo veramente pochissimi, non ne abbiamo più messi in repertorio da diversi anni standard. Gli ultimi standard che abbiamo fatto sono le canzoni di Natale, che abbiamo ripreso nei 3 volumi di The Santa Claus, volume 1, 2 e 3, che sono usciti agli ultimi 3 anni sempre sotto Natale, e là prendevamo le famose canzoni di Natale e le traducevamo in veneziano, Mi e Tie Nadal, che sarebbe All of Me, no, all I Want for You, non so, Maria Carey, non so il tocco come si chiama. Maria Carey, ok. Maria Carey. E dopo io ho scritto A Venezia Serini Val Nadal, che è chiaramente Santa Claus is Back in Town. E poi Alleluia Signor, che sarebbe I Love Your Soul, sempre. E ti dico, è stata una grande soddisfazione. Il primo volume è uscito con dei giornali e ha venduto 3.000 copie quasi, 2.800 e rotte copie in 15 giorni. E il secondo e il terzo non hanno bissato questi successi, ma la soddisfazione è molta, anche perché se tu vai su iTunes e vedere quali sono i brani degli Scaggi più scaricati, ci sono Santa Marta, Socco, Sofigo e tutti i brani di Natale che vengono scaricati tutto l'anno in tutto il mondo. Con quest'estate diciamo un po' tiepida, insomma, per usare un eufemismo, di solito li ascolto quando è agosto, Ferragosto, sono 32 gradi, mi metto sui dischi Natale che mi rinfrescano, perché sento le campanelle, immagino la neve e va tutto, si rinfresca. Beh, invece andiamo col caldo. Con un brano strumentale, Ball of Fire, così ascoltiamo un po' i ragazzi che suonano, come suonano, perché sono veramente bravi da ascoltare. E siamo con gli Scaggi al Bianconiglio, Vittorio Veneto.
sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Cocco, 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 sveglia, sveglia cocco, date da far cocco. Ancora fermo questa fine del Juventus, leggi la gazzetta intanto cambia il vento. Non te ne importa, questo si sa, se massa fatica, soppotise e ti resterà, se non ti cambierà, cambierà. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Ho fatto tutto, tutto fatto, dove ti giri, ti sei contento ti. E visto Semo che continua a ragionare, per trovare una strada per poi poter cambiare. Se ti sei socco non sei colpa mia, date una sveggiata, mi muoverò e lotterò anche per te, per te, per te, per te, per te, per te. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non sei colpa mia, non sei colpa mia. Cocco, cocco, chicchirichi, cocco, vada avanti, cocco, batte fuoco, cocco. Sono tanti anni che lo dico per le rime, questo è il mio modo per combattere il regime. Figa prova mai immaginare tutta un'altra vita, cosa cambiarti o trovarà dentro di ti, di ti, di ti, di ti. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non sei colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia, se sei zuccone non sei colpa mia. E questa che abbiamo ascoltato era Socco. Loro sono gli Scagi, noi adesso siamo sempre al Bianconiglio di Vittorio Veneto e a registrare questa puntata di Garage Music in mia compagnia Marco Furio Forieri per insomma sondare un attimo i più di 10 anni di carriera negli Scagi, 30 anni di carriera personale e insomma qua siamo a un'ultima battuta, è una battuta che vorremmo dedicare anche a Venezia, a quella che è adesso la dimensione veneziana, perché insomma Furio sei uno dei grandi protagonisti della musica veneta, sicuramente triveneta, con Scardi proprio a Venezia, insomma siete delle icone, avete creato anche un senso penso di appartenenza musicale della città, cosa che non succede a tutti i gruppi, a tutte le band e a tutte le figure insomma di musicisti. Allora, io non ho una risposta da darti sinceramente, la cosa è successa perché doveva succedere, perché evidentemente erano i tempi maturi perché succedesse questo, era un periodo, erano gli anni 80 dove la musica proposta era della musica, il buco del culo della musica, lo chiamano i musicisti, perché è stato il momento della peggior musica pop che esistesse e c'erano queste Donatelle Rettore, questi personaggi qua, Sandy Martin, queste robe brutte, cantare in playback, suoni schifosi, e i giovani si erano allontanati alla musica, erano quelle cose che da quando Berlusconi nell'81
82 ha comprato Topolino e la Mondadori ha plagiato la testa e tutti quanti, poi con la televisione ha continuato. Allora i deboli di spirito sono caduti in questo brutto vortice e sono dopo diventati i vari fans degli 883, del Biagio Antonacci, di questa musica qua. E quelli che invece stavano allontanandosi, volevano far nascere qualcosa di nuovo, ascoltavano, che ne so, gli Schiantos, o ascoltavano Rino Gaetano, ascoltavano un po' i cantautori, oppure non so, Enzo Avitabile, questi personaggi un po' così. Mancava nel nord Italia, mancava nel Veneto e mancava una scena musicale reggae in Italia. All'inizio degli anni 80 io non suonavo con i Pittura Fresca, però a Venezia c'era questo gruppo che si chiamava Puff Bong, che ha inciso il primo disco, 45 giri, un 33 giri, un long playing, come si dice una volta, di musica reggae italiano. Sono stati i primi, è nato là. All'epoca c'erano i giovanissimi Africa Unite, c'erano i Different Style di Bari e c'erano gli Airi di Milano, dove cantava niente po' di meno che Papa Winnie, che era il cantante degli Airi. E questa scena si è evoluta un po' alla volta, perché la musica era una novità. Negli anni 80 il reggae era, Marley era diventato soggetto ormai di culto dopo la sua morte e sempre di più lo stava diventando in giro per il mondo. I Pittura Freschi sono fatti trovare pronti alla fine degli anni 80. Già nell'87-88 la musica dei Pittura Fresca era conosciuta già attraverso cassette pirate in tutto il Veneto, per cui è nata questa cosa qua. Questo è dovuto perché insomma si sapeva descrivere una realtà, si sapeva... Sì, ma questa realtà era viva perché c'erano queste persone. Sì. Adesso se io dovessi scrivere una storia che parla di Marghera, ti direi che nessuno si parla più per strada. Io non sono di Marghera e non vorrei qualcuno lo dicesse, mi sentisse, si offendesse, però quando andavi al locale più famoso, citato anche dai Pittura, al Batteo, al Vapore, una volta era una tappa fissa, sicura. Adesso trovi 4 soprammobili cariati con i capelli bianchi e gli stranieri che vivono nei 2 alberghi dietro, che vanno a bersi una birra là. Finito, ma non perché è finito il locale, è finito proprio lo spirito. Venezia, se tu eri a Venezia negli anni 90, Campo Santa Margherita era il ritrovo dei giovani veneziani e nascevano cose, nascevano incontri, nascevano amori, nascevano idee per fare progetti. Adesso vai in Campo Santa Margherita 2014, trovi per terra gli universitari ubriachi che bevono col bottiglione, seduti pigramente sul ponte di San Pantalon, che è l'unica roba che ti viene, l'unico pensiero ti dice: quanta miseria che mi fate. E no, dopo dicono: vado in Argentina perché sai qua, adesso vado a fare l'Erasmus, vado in... perché non riescono a superare il minimo ostacolo che gli si pone davanti. Ormai fuggono, è una fuga. Non c'è più neanche il senso di gruppo, forse, ma il senso di gruppo che Venezia bene o male a Venezia, quando gli studenti universitari hanno superato il numero dei giovani veneziani, la città è morta. E quindi fine. Quando da dire Bea, quando si diceva Bea, la mia età, Bea era un'offesa, per dire Bea, deficiente, guarda cosa ti ha fatto. Adesso Bea è la milanese, bella frate, Vez, bella. Queste parole che non sono più nostre, sono distorsioni di parole di altri slang foresti. Eravamo noi a far nascere lo slang, eravamo noi veneziani in prima che ci copiavano tutti. Adesso siamo anche noi territori di conquista di altri. Furio, 30 anni di musica, 30 anni di corriera. Consigli da dare ai giovani dal punto di vista umano, musicale? Io se ho 30 anni di carriera vuol dire che non ho più 20 anni, per cui non posso entrare e dare un consiglio, perché diventerei patetico, diventerei come il padre, perché potrei essere il padre, anzi potrei essere la madre. Perché non sono così sciocco, so che adesso non si usa più uomini e donne, sono tutti donne e donne, uomini e uomini. Allora, per essere più simpatico, quando qualcuno mi prende in giro, guarda,
Moiga, perché poderia essere mare. Per cui non ho un consiglio. Non è un consiglio? No, che ci sbattano la faccia da soli. Ah. Come è capitato a noi, che non potevamo andare al nostro padre a dire: papà mi ha rubato il pallone, abbiamo fatto bene, ti va buttare in casa, ti va buttare dentro sul balcone, mi ha fatto bene, ti è deficiente, adesso che si ottenga. E c'ha anche una staffa. Bene, e quindi andiamo a farci una nuotata nel canale a recuperare il pallone. Il pallone, sì. E noi ci salutiamo, ringraziamo Marco Furio Forieri per essere ti ringrazio stato a con te, noi. l'ospitalità e la possibilità. E Bianconiglio. Esatto, l'ospitalità e l'ospitalità insomma del Bianconiglio di Vittorio Veneto. Tra poco ci ascolteremo anche l'ultimo pezzo, Santa Marta, e Santa quindi Marta. chiudiamo proprio con questa finestra. Sì, vedo Marghera quando apro la finestra. Ecco. E quindi un grazie ancora a Furio, a Marco Furio Forieri, Scagei, Santa Marta. E Garage Music torna la prossima settimana. Ciao! Dico sì, dico sì, cool down. Se togliete pure noi che rispettiamo le tradizioni, che voghiamo con un remo tra le onde e i cavalloni, resterete solo voi coi grandi navi ed i lancioni, e solo allora potrete capire che la città sta per morire. Sta col 2054 di Santa Marta, mi sta col 2054 di Santa Marta, se il 2054 di Santa Marta, mi sta col 2054 di Santa Marta. So venezian da Santa Marta, e a prima sinistra Cotivardi su una carta. Son da abitar in cae minestra, vedo Marghera coverso e a finestra. 2054 di Santa Marta, se casa mia mi sta col 2054 di Santa Marta, no 2053, c'è il 2054 di Santa Marta, al 54 no 53, il 2054 Santa Marta, ascolta qua. Coi careghe trova in mezzo ai scoasse, vive assicuro che non son tipo de classe, tanto per dir mi sono nato poaretto, 52 anni ma dormo sotto il tetto. Al 2054 di Santa Marta, se casa mia che sta col 2054 di Santa Marta, vieni a trovarsi e dica coraggio. Al 2054 di Santa Marta, ma porta da bevar. Al 2054 Santa Marta, dame, give it to me one time, give it to me two times, give it to me three times, give it to me four times. C'è il 2054 di Santa Marta, vieni a trovarsi e ti coraggio. Al 2054 Santa Marta, allarme che sta col 2054 Santa Marta, il Signore ha messo un seme al 2054 Santa Marta. Ormai 6 anni che canto questa canzone, 2054 Santa Marta, penso che venderò proprio. Mi compro 2055 di Santa Croce e vado ad abitare da un'altra parte, che corro in cuore a tutti quanti. Anche perché quando sono andato era un posto ancora con 14 botteghe, tantissimi veneziani. Adesso che c'è il forner, il tabaccher e uno con una macchinetta per buttare dentro skate, e tutti i vecchi si stava tutti skate.
E soprattutto già erano esperti in esperimenti di biogenetica, perché si incrociava tutti fra de ori, da 200-300 anni, sempre stesse famiglie, nasceva sti mostri. No, chi ne ha messo de fassa di fronte a queste grandissime navi da crociera che ci impestano l'aria, ci impestano le nostre orecchie col rumore che fanno. E mi penso a Santa Marta dovressimo farcine e dovaria pagarne medicine coi grandi navi. L'aria se fetente della nostra salute non mi interessa niente, ma sta col 2054 di Santa Marta ancora gonfia al 2054 di Santa Marta, al Marco finché che arrivo al 2054 Santa Marta, giusto del passa dei navi al 2054 Santa Marta. Dovete sapere che quando ci sono le navi a crociera, praticamente da aprile fino a novembre, tutti i giorni devono fare le operazioni di abbandono nave. E allora ci sono tutte queste persone che hanno pagato, si mettono il giubbotto arancione, si mettono vicino alla scialuppa e stanno là e si sentono in tutte le lingue, almeno in 4, 5, 6, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, se ci sono dei russi in russo e via discorrendo. Soltanto che loro prendono e dopo vanno via, gli altri invece si sentiamo tutti i giorni da aprile a ottobre. Delle volte mi voglio mettere anch'io un giubbetto e mettermi là, tanto per solidarietà mi metto sul balcone, almeno mi passo sta ora e mezza di rotture ai coglioni in qualche maniera differente. Quello che non si rende conto, questi signori che vanno in crociera, loro si divertono. Vanno bene, anzi, una dritta, faria anche a me se non sapessi i problemi. Queste navi passando con tutta la restia, con tutto il movimento dell'acqua, creano dei danni molto grossi. Non voglio rompere i coglioni più di tanto, ma insomma sappiatelo, è così, c'è poco che vi raccontino delle fiabe, è così. Mi dispiace parole. I croceristi, i passapalbacini, perché vuol vedere Venezia da vicino, dice tutti quanti, guarda Maria Santa, guarda che bello, ma ai veneziani i che corre strabueo, e sta 2054 di Santa Marta, ai che mal, al 2054 di Santa Marta, se davanti non che vedo da Dio fa male al 2054 Santa Marta, cava, del 2054 Santa Marta. E se è andata a finire così, ormai Venezia è una città morta, perduta, anche se voi potete venire tutti i sabati ubriacarvi a fare il Baccarat Tour, cosa che fate solo voi, i veneziani non fa il Baccarat Tour, casomai fa un giro de ombre, ma non un Baccarat Tour facevi altri. Come in imbriagarvi di Santa Margherita, vi imbriaghi, dopo vedete per terra, sono i bonghi, tutte che robe che c'è. No vecchio, so Dio parlare, no, ti vieni qua, no, non c'è casa. Adesso hai spezzato il discorso e mi dispiace. Grazie. Sue case marse mettiamo miei studenti, quelli di gran classe, perfette bei foresti, in Canal Grande che facemo i feste, e i veneziani chi va a stare a mestre, sta 2054 di Santa Marta, il Signore ha messo un seme al 2054 Santa Marta, del 2054 di Santa Marta, che sta 2054 Santa Marta. Ebbene sì, ormai il destino penso che mi porterà lontano dalla mia città natale. Sì, perché ne ho abbastanza i coglioni pieni. Penso che andrò a espandere i miei terreni coltivabili. E lo sapete perché?
Lo sapete perché? Perché sono Fred dal whisky facile? No, non sono Fred dal whisky facile. Ve lo dico io perché. A Santa Marta coltivo e a Maria, giusto de fassa migo e a poesia. Saranca un riccio, ma vustu che sbora, mi no voglio darghe ischeia e a camora. E stago 2054 di Santa Marta, il Signore ha messo insieme al 2054 di Santa Marta. Allarme, che stago al 2054 di Santa Marta, e io vorrei nascesse insieme al 2054 Santa Marta. Dame, 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 give it to me one time, give it to me two times. E dame, 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 dame. Yeah, oh, 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 yeah, oh, 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 dooby dooby doo, dooby dooby da, dooby dooby doo, dooby dooby da, dooby dooby da. A casa tutti. Furia, veama, iscaggi, bevolben. Furia, veama, pecca, che sei un goldo. E ora tutti insieme cantiamo una cosa che è stata scritta da uno dei primi amanti della musica beat. Non a caso si chiamava Beethoven, un amante della musica beat. La 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 la. Quando sono morto mi vado in paradiso, Tese San Piero, come c'aveva un sorriso. Mi dice vieni avanti delinquente ribelle, ma non scordarte mai, tutti se diventa terra da boccai. E stago 2054 di Santa Marta, a livella al 2054 di Santa Marta, il Signore ha messo un seme al 2054 Santa Marta, e ha messo un seme dentro voi al 2054 di Santa Marta. Dame, 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 give it to me 4 times, give it to me 3 times, give it to me 2 times, give it to me 1 million times. Qualità.